Dottor Onofrio Cacciatore, oggi un interessante programma scientifico, si parla di ictus ischemico. Ecco, lei tra i relatori ha coordinato questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente importante che però deve fare luce anche sulla reale situazione del nostro territorio. Sì, allora è una iniziativa che è stata portata avanti dal nostro Ordine dei Medici, in particolare dobbiamo ringraziare il nostro Presidente, il dottore Santino Pitruzzella, che ha incaricato sia me, così come tante altre consigliere dell'Ordine, di dedicare molta attenzione sulla formazione da parte di tutti i medici. Noi abbiamo circa 3.700 iscritti, quindi c'è tanto desiderio e tanta voglia di poter acquisire in termini di cultura e soprattutto in ambiente scientifico. Questo è un convegno dove si parla di un argomento estremamente importante. È una delle patologie, l'ictus cerebrale, sia quello ischemico di cui si sta parlando, ma sia anche di quello emorragico, che rappresenta una delle maggiori cause di morte, ma non solo causa di morte, ma anche causa di invalidità, cioè perché spesso il paziente quando supera la fase acuta, quindi durante la fase della cronicizzazione, incomincia un vero e proprio calvario dovuto che è dovuto a una serie di trattamenti riabilitativi, tra cui il nostro ospedale è dotato ormai anche di questi trattamenti riabilitativi. Non dimentichiamoci che esistono dentro il nostro ospedale 2 strutture residenziali riabilitative, sia la medicina fisica riabilitativa che la lungodeggenza post-acuzie riabilitativa. Sono delle strutture che la nostra direzione aziendale, generale e sanitaria hanno cercato di implementare sempre di più e si sta cercando di dare una maggiore risposta all'utenza in termini di quantità e di qualità. Oggi si parla di ictus ischemico, trombolisi, tromboctomia, quando, dove e perché. Un interessante momento di approfondimento e di formazione sul campo. È una tematica di grandissima attualità perché riguarda una patologia che è la terza causa di morte, la prima causa di invalidità. L'ictus ischemico, che qualche anno fa non veniva trattato perché non esistevano terapie, adesso può essere trattato con delle procedure farmacologiche, la trombolisi, oppure meccaniche come la trombectomia. Le terapie che si fanno nell'ictus sono terapie a tempo dipendente, quindi devono essere fatte entro un breve periodo per essere efficaci e quindi questo comporta un'organizzazione della rete, del sistema, che possa portare il paziente nel più breve tempo possibile nella possibilità di ricevere la cura. Bene, ad oggi nel nostro territorio questo sistema non si può considerare ottimale, per problemi organizzativi, per problemi di carenza di medici, che è il problema che affligge la sanità in questo momento. Vanno rivisti i percorsi cosiddetti PDTA per consentire di intervenire più perifericamente possibile in questa patologia che, ripeto, è causa di morte, è causa di invalidità, quindi anche di costi economici grandissimi, in modo da poter trattare più in prossimità possibile il paziente. Oggi si parla tanto di medicina di prossimità, questo è uno dei casi in cui la medicina di prossimità è assolutamente indispensabile. Ecco, ma la nostra ASP, il nostro territorio provinciale, a quale livello è per far fronte alle tante esigenze della provincia? Abbiamo delle grosse difficoltà perché le procedure terapeutiche, la trombolisi, secondo il PDTA attuale della regione, può essere fatto soltanto nelle sedi di stroke unit. In questo momento l'unica sede di stroke è quella della neurologia all'ospedale di Agrigento, che si trova in una gravissima carenza di medici. Quindi
l'azienda sta pensando di rivisitare un PDTA interno in modo da migliorare proprio il percorso per poter raggiungere prima possibile il malato. Un interessante convegno oggi organizzato dall'Ordine dei Medici di Agrigento sull'ictus ischemico. Ecco, lei ha fatto una lunga e dettagliata relazione. Ecco una sintesi di questo primo momento formativo. L'ictus è una patologia che affligge la popolazione, soprattutto dopo i 60 anni, ed è ad alta disabilità, perché gli esiti di un evento ictale produce una grave disabilità, emiparesi, difficoltà a parlare, imbaccio dell'equilibrio, patologie che pesano sulla famiglia e sulla società. Allora noi abbiamo parlato proprio di questo argomento, l'ictus, quando fare la terapia, le terapie della trombolisi e trombectomia, quando, dove e perché nel nostro territorio agrigentino, con la necessità di implementare la rete della Strocchi nel nostro territorio e di implementare e diffondere ulteriormente questa terapia in maniera capillare su tutto il nostro territorio, perché intervenire in tempo significa salvare dalla disabilità e anche dalla morte i pazienti affetti da un ictus ischemico. Ridurre la disabilità è importante, che in termini di costo significa riduzione delle spese, del costo degli eventi, degli esiti dell'ictus. Ecco, si ha un riscontro di riduzione della spesa pro capite dei danni da disabilità che sono assistenza, certo, fisioterapia, assegni di invalidità, pensione, la capacità lavorativa del paziente, riduzione dell'inabilità, portare il paziente a ritornare al proprio lavoro, alle proprie abitudini e al proprio stile di vita.